Ciao a tutti ragazzi e benvenuti all'interno di questo nuovo gameplay di Tropico 5. Oggi ci troviamo nuovamente all'interno della nostra cara e amata isola e vediamo quello che riusciamo a combinare. Allora, vediamo un po'. Siamo nel 1961, 55% di approvazione, siamo un po' in rosso per quanto riguarda il bilancio attuale delle nostre casse dello Stato. Ho letto tantissimi commenti. E molti di voi mi hanno detto che il problema principale della nostra economia è appunto il traffico. Guardate appunto qua del traffico che c'è, ci sono davvero pochi incroci e non si riesce ad arrivare in fretta al porto. Quindi con i prossimi soldi che arriveranno vedrò di costruire un altro porto. E come mi ha detto qualche ragazzo che non ricordo adesso precisamente il nome, di cui non ricordo precisamente il nome, collocherò un nuovo porto lontano da questo, cioè lo metterò per esempio qua, così le auto non andranno necessariamente solo in questo ma anche nell'altro. Allora, ecco che qua arriva una nave. Qualcuno mi ha detto il bacino di carenaggio non è collegato alla strada, adesso l'ho fatto, guardate. Allora, ecco che stanno arrivando i soldi a palate, le stiamo prendendo, le palate, eccole qua, ok. Porto, 4200, lo mettiamo, vediamo dove lo possiamo mettere. Ecco, qua secondo me va bene. È molto dall'altra parte. È una bella stradina. Molti mi hanno detto che ci sono senza tetto perché non si possono permettere le abitazioni perché hanno uno stipendio troppo basso. Questo è giusto. Metterei anche, come mi ha detto qualche altro, nuove piantagioni di grano per fare altro pane in generale. Però questa piantagione di grano vicino alle industrie la eviterei veramente con tutto il cuore. Mettiamola più che altro in questa zona. Ecco qua, completamente immersa nella natura. Ne mettiamo proprio due di grano. Eccole. Abbiamo ananas, abbiamo cotone, vabbè, non importa. Va bene, mettiamo quest'altra. Vediamo come va il cibo. Siamo al cibo 73. Mettiamo anche una piantagione di caffè. Il caffè, sì, pure importante. Anzi, due piantagioni di caffè, di grano e siamo a posto. I mercati ci sono. La felicità è diminuita di un pelino. Allora, dove eravamo rimasti qua? Dobbiamo esportare delle merci in scatola. Turisti, centrali di smaltimento. Eh sì, adesso dobbiamo... Oh, minaccia nuova ribelle. Vecchio mio. Ok. Meno male che qua, ragazzi, abbiamo la nostra base militare che ci proteggerà al più presto. Devo fare anche... Presidente, abbiamo scoperto la... Oh, il supermercato. Ci sono arrivati anche aiuti dagli Stati Uniti e adesso noi collocheremo questo bel supermercato. Dov'era il supermercato? Turismo. Eccolo qua. 30 megavolt-ampere. Vediamo di collocarlo direttamente all'interno della zona verde. Però lo metterei più che altro vicino alle abitazioni. Così nelle vicinanze tutti quanti possono usufruire di questo servizio. Allora, grazie agli Stati Uniti riusciremo a costruirlo anche abbastanza in fretta, altrimenti dovevamo aspettare l'arrivo delle nuove navi. Ragazzi, il porto ci serve, qua siamo troppo fermi. 21.000 dollari. Qua, come sta andando il carbone? Ah, meno male che me lo sono ricordato. Devo emanare l'editto dell'analisi geologica. I prossimi 10.000 dollari lo faccio, altrimenti siamo fregati perché qua prima o poi finiranno le quantità in stoccaggio. Allora, la popolazione al solito si lamenta perché cibo, vabbè, stiamo facendo caffè, grano in più, abitazioni, senza tetto 98, lavoro, 5 disoccupati, libertà ce n'è tantissima, religione adesso con la cattedrale salirà nuovamente, la sanità è a posto, la sicurezza, una stazione di polizia dobbiamo fare. Va bene, qua ricerca, la democrazia, così sono anche tutti un pochettino più felici con le nuove opzioni che andremo a collocare. Dai, la cattedrale, dai ragazzi, finiamola. Quanti uffici di costruzione ci sono? Ce ne sono due? Dico, possiamo fare più in fretta? Ne abbiamo uno qua. Ah, ecco che stanno arrivando i nuovi soldini. Eccoli che stanno arrivando. C'è 13.000 dollari. 99% ragazzi e la cattedrale sarà inaugurata tra qualche secondo. Infatti la felicità sta nettamente aumentando. Oh, 7.000 dollari, 11.000 dollari. Benissimo. Cosa avevo detto che dovevamo fare? La stazione di polizia. Qua c'è un crimine che proprio serpeggia. Vediamo di mettere immediatamente una bella stazione di polizia proprio accanto a queste case. Vediamo se la possiamo fare proprio qua dietro. Tipo portiamo una bella stradina che... perfetto, proprio questo intendevo. Una e due. Chiudiamo pure qua.
è qua. Volevo anche... l'ufficio doganale servirebbe, no, l'analisi geologica la emaniamo, ve lo spiego brevemente. In pratica rinvigorisce i giacimenti che ci sono. Club del deltaplano fornisce intrattenimento, ma la posizione non è che è granché, non è che serve a molto. Casino non c'è, e allora lo aggiungiamo appunto in questa zona. Poi ne metteremo altri nella zona turistica, oppure no, forse aspettate. Cos'era che dovevo fare? Altrimenti una torre di guardia in questa zona serve. Sì, sì, in questa zona serve perché ogni tanto ci sono problemi. Lì ne ho messe 2. Ecco, volevo mettere un altro ufficio di costruzioni. Lo mettiamo in una zona diversa, per esempio qua. Lo facciamo subito, dai, non mettiamoci a perdere tempo. Comunque, ecco la nuova cattedrale. Cattedrale. Cosa si può fare per migliorarla? Aiuto comunitario, autonomia di ordinamento. E ancora non è entrata, non lavora per... Cioè, non lavora. Ancora non è aperta al pubblico perché dovranno assumere diversi... Ecco, uomini e donne, perfetto. 152 su 350, ok. Ha aperto i battenti. E il porto anche, perfetto. Così avremo anche una nuova imbarcazione per commerciare. Vediamo cosa si può commerciare. La stoffa già la stiamo portando. C'era anche il caffè e la carne. Il caffè io direi che è una buona scelta. Però io attenderei qualche altra cosa, perché il caffè ancora lo dobbiamo realizzare, diciamo, dobbiamo coltivarlo, perché ancora siamo fermi. Il petrolio dobbiamo prendere. Processo automatizzato, qua questo sta andando proprio molto ma molto bene. Centrale elettrica funziona, abbiamo ancora un bel po' di energia disponibile, quindi questo non è un problema. Ci siamo. Ecco qua il supermercato, ragazzi, finalmente in arrivo. Così adesso la qualità, anzi la quantità di cibo sarà sicuramente aumenterà. Volevo costruire appunto quell'edificio per le merci in scatola, però prima il pozzo di petrolio. Pozzo di petrolio, inizia l'era del petrolio. Andiamo a collocarlo qua giù. Vediamo se possiamo mettergli una strada. Niente, non abbiamo più un soldo. Vediamo un po' come sta andando. L'uranio continuiamo a prelevarlo. Io direi, ragazzi, l'uranio... Ragni tropicali giganti. Ecco, i ribelli stanno alzando il tiro. Intanto sono arrivati nuovi aiuti da parte degli Stati Uniti, che continuano a sostenerci. L'ospedale come sta andando? È quasi pieno. Dovremmo fare un altro ospedale. Le cliniche sono strapiene. Ne abbiamo una qua. Ah no, la clinica, dai, ci sono le cliniche libere però. Potreste andare anche lì, dico, 58%, altri soldi in arrivo. Con questi soldi il conservificio, che se non sbaglio fa le merci in scatola. Sì, infatti, e lo facciamo sempre nella zona, diciamo, inquinata. Lo facciamo nella zona inquinata. Adesso tutto dovrebbe andare per il meglio. Andiamo a mettere immediatamente anche qua una strada di collegamento. Vi dicevo, mi avete detto tanti trasportatori ci sono, ci sono, ve li ho fatti vedere anche l'altra volta. Qua c'è l'altro porto. Cioè adesso dovremmo... Guardate quanto è congestionato qua il traffico. Ma che cosa posso fare? Altre strade. Cioè l'unica cosa che posso fare è collegare. Però tutti qua dovranno arrivare prima o poi. Posso collegare questa strada con questa e fare tipo un'autostrada qua sul mare. Qui iniziamo a stare stretti. Cosa? Ci sono un sacco di facce nuove sull'isola. Persino ora c'è un tipo strano seduto vicino a me. Non so da dove arrivi né cosa ci faccia qui, ma mi sta fissando. Ehi, tipo strano, sto parlando con te. Ma con chi ce l'ha questa? Probabilmente parla del fatto che ci sono tutte queste persone a Tropico. Siamo partiti con 50 persone, adesso siamo arrivati quasi a... Questa strada la portiamo direttamente sul mare. Siamo arrivati quasi a 550 persone. Allora, continuiamo così. Continuiamo di ecco, perfetto. Un altro po'. Che brutta strada. Non mi sono mai piaciute le strade di Tropico. Ok, perfetto. Qua vediamo di far partire un'altra strada. Si può fare? No. Allora di qua cerchiamo di creare altri collegamenti, perché un'unica strada veramente non è il massimo. Ecco, portiamo un'altra ramificazione qua giù.
Così. Adesso ce ne sono diverse. Ce ne sono ben 3 strade che arrivano a questo porto. Qua ce n'è una. 62% di felicità. Io direi di iniziare a collocare l'ufficio doganale per migliorare i prezzi delle esportazioni e aggiungerei una base militare, non si può fare, una nuova torre di guardia, per esempio, dove? Vicino all'ospedale, importantissima. Presidente, sono scosso. No, ma non è Tu sei possibile, scosso. cioè Tu non è possibile, il terremoto. Cioè, ha distrutto una casa. Il No. terremoto si è concluso. No, Ce 4 l'abbiamo. edifici danneggiati. Ti prego, qua niente. Fa che non ha distrutto niente qua. Meno male. Che cosa ha buttato a terra? Cos'era? Cos'era questo? Ah, ripara tutto semi... Certo, ripariamo. Cioè, ragazzi, ma non è possibile. Ho messo raro. Come catastrofi ho messo raro. Figuratevi se avessi messo tipo frequente. Tropicani! La notte scorsa io e Marcos abbiamo fatto faville, ma vi assicuro che l'unico tetto crollato per questo Sì, è sì. stato il nostro. Sì, sì. Cioè, oh, ma qua che fa? Non si lavora. Avanti. Aumentiamo la paga. Oh, perfetto. Nel senso, che stavo dicendo, figuratevi se avessi messo tipo frequenza delle catastrofi, che ne so, normale. Cioè, il gioco non esisteva più, c'erano sempre disastri, uno giocava per riparare. Cioè, ho messo raro, cioè raro ho messo. Ma stanno arrivando dei soldi, penso, o no? Non lo so. Come va la felicità? Negli anni 60 ci stiamo riprendendo, un sacco di senza tetto, però ci sono abitazioni pure vuote, ecco qua. Le case popolari penso che saranno sempre pure vuote, guardate. Che cosa devo fare? Casa di campagna? Casa? Villa? Le ville? Appartamenti? Che facciamo? Boh. Case di campagna. Facciamo qualche casa di campagna. Magari forniamo alloggio a qualcuno. Le baracche dove sono? Qua baracche non c'è. C'è sempre qualche baracca pure vicino agli appartamenti. Qua ci sono altre baracche. Ecco, mettiamo 2 case di campagna. Le mettiamo qua. Guardate quante baracche che ci sono qua. E allora facciamo un po' di case di campagna. Quanto di alloggi dà? A 4 famiglie. Qua sotto ci saranno pure altre baracche dove c'era... Ah no, questi fortunatamente sono andati a vivere in città. Va bene. E con i prossimi soldi inizieremo a fare hotel e tutto il resto, eh. È che prima voglio sistemare per bene la felicità prima di investire nei... Ah, ecco qua l'hanno finita. Speriamo che arrivino nuovi soldati a darci una mano. Sì, è stata la cattedrale che ci ha dato un bel aiuto per quanto riguarda la felicità, eh. Qua $7.000. Si è smistato un po' tutto. Come commercio, ora come siamo messi? Stoffa. Tronchi no. Volevo qualcosa di più... Ah, il faro non ce l'ho. Non ce l'ho il faro. Pensavo di averlo. Faro, subito. Il faro è importante perché ci fornisce nuove possibilità di commercio. Guardate un po' anche con la Repubblica Dominicana, cioè qualcosa di nuovo c'è. Però mi ricordo che c'erano anche possibilità di commerciare con la Cina o col Medio Oriente. Non erano in questo tropico, forse nel precedente. Non mi ricordo veramente. Allora, Abbiamo provato a scoprire. Perfetto. Allora, questo è un passo Siete importante. stanchi di mangiare frutta fresca direttamente dagli alberi e dai cespugli della nostra splendida isola? Siete stanchi del profumo del pesce appena pescato cucinato su un barbecue sulla spiaggia? Io no. Però, se voi la pensate diversamente, il governo ha costruito una fabbrica che iscatola il pesce e ci aggiunge anche un sacco di conservanti. Allora ragazzi, sto selezionando le opzioni democratiche, media e indipendenti. I media forniscono più libertà, va bene, non importa. L'importante è che teniamo sotto controllo la felicità. Perché poi quando arrivano le elezioni e non... se per caso dovessero arrivare le elezioni e se per caso dovessimo perderle è la fine veramente. Allora, la ruota. La ruota 69 mesi, noi abbiamo solo l'università che ci fornisce... Oh, guardate quanti uomini nuovi sono arrivati. Allora, facciamo, prima di fare la pausa, qua io aggiungerei una tacca in più.
Agitatore, aumenta di 1. Sono infuriato. Lo sapevo. Aumenta di 1 qua l'approvazione, lo mettiamo. I ribelli, ragazzi, attaccheranno sempre, nonostante le nostre azioni. Ecco, guardate, ecco i carri armati che escono. Mettiamo la corazza reattiva ora che ci sono arrivati un po' di soldi. Una nuova base militare qua giù per controllare. E un'altra base militare accettando Signor questa Presidente. missione. Ah, allora la banca pure. No, è finita quella missione delle... Peccato. Quella delle basi militari. Comunque la banca la aggiungiamo proprio qui, vicino appunto alla zona, diciamo, eccola qua, la zona dove ci sono tutti gli edifici di un certo livello. Ecco i ribelli. Ragazzi, i ribelli ci saranno sempre perché abbiamo messo la difficoltà troppo alta. Però li faremo a pezzi, spero. La qualità del lavoro aumenta di 20 per l'aria condizionata. Almeno non facciamo morire di caldo sta povera gente.